Una buona giornata, bentrovate, bentrovati. Mercoledì 19 novembre, metà settimana e una settimana ricca di notizie che arrivano da tutto il territorio. La cronaca come sempre in primo piano. Andremo a Padova dove c'è stato un raid di furti, colpita per l'ennesima volta uno storico bar del centro, e poi ci sarà la questione del lavoro, per cui ci sposteremo a Belluno nel bellunese per parlare appunto di alcuni esuberi e di crisi lavorative. Parleremo inoltre di ciò che ha scoperto la Guardia di Finanza di Treviso, un laboratorio abusivo in cui venivano costruite armi bianche e tanto altro durante questa giornata e questa prima edizione in cui saremo insieme come sempre fino alle 13:30. Però prima di cominciare con tutte queste notizie andiamo a dare uno sguardo a quello che sta succedendo a Venezia. Siamo con il nostro Lorenzo Maier con il contributo di Sandro Ponchio. Lorenzo, buongiorno. Oggi l'inaugurazione del ponte votivo per la Madonna della Salute. Buongiorno Lorenzo. Ai nostri telespettatori. Buongiorno Edi, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, ci troviamo qui sul ponte votivo della Madonna della Salute a Venezia, il ponte galleggiante che collega per questi giorni di festa che avranno il suo culmine venerdì 21 novembre la fondamenta di Santa Maria del Giglio alla Basilica della Salute. Un ponte galleggiante di 80 metri, l'inaugurazione è fissata per mezzogiorno, siamo qualche minuto in ritardo, ci sarà il sindaco, ci sarà Monsignor Fabrizio Favaro in rappresentanza delegato dal Patriarca che in questi giorni è impegnato all'Assemblea Generale dei Vescovi ad Assisi, ma rientrerà in anticipo già domani sera per guidare il pellegrinaggio dei giovani. Ci saranno tante autorità, tra queste autorità ovviamente il comandante generale della Polizia Locale Marco Agostini, e a sorpresa arriverà il ministro alla cultura Alessandro Giuli, che farà una toccata e fuga qui a Venezia in una giornata campale appunto importante, perché nel pomeriggio ci sarà anche il Consiglio della Fenice, ma il ministro Giuli sarà poi in Basilica a San Marco, distante pochi metri da qui in linea d'aria, con una lancia privata per vedere i lavori effettuati in Basilica Cattedrale. Come vi stanno facendo vedere le immagini di Sandro Ponchio, non siamo ancora al taglio del nastro, è questione di minuti, ma siccome so che la scaletta è molto stringente, i tempi sono stringenti, se sei d'accordo ti restituisco la linea, poi ci collegheremo facendovi anche vedere le immagini dell'inaugurazione, se Edi sei d'accordo. Assolutamente sì Lorenzo, grazie a te e anche a Sandro Ponchio per queste immagini che ci restituiscono una Venezia soleggiata, e torneremo da te non appena l'inaugurazione sarà completata. E noi intanto, come abbiamo annunciato, andiamo invece da Padova, dove è già pronta la nostra Marta Zata, che saluto, perché un bar storico di Padova è finito per la quarta volta nel mirino dei ladri, danni per oltre 800 euro. C'è sconforto del presidente Andrea Rossi, perché il bar è un bar della Società per Giovani Calciatori e Pallavolisti proprio della città. Marta, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a parlare dell'ennesimo furto, delle ennesime razzie avvenute a Padova, questa volta colpita la società Juvenilia, società sportiva che accoglie oltre 200 atleti tra calciatori e pallavolisti. Il danno sì è di 800 euro, ma è anche soprattutto un danno morale per chi si dedica a questi giovani, insomma, per magari anche toglierli dalle strade, per intrattenerli, per farli divertire. Qui con me il presidente della società Juvenilia Andrea Rossi. Ecco, diciamo insomma soprattutto un danno morale. Sì, un danno morale perché non ce l'aspettavamo, nonostante il rafforzamento delle misure anche di garanzia, di tutela, diciamo, all'interno della struttura. Abbiamo messo su dei cancelli, abbiamo rafforzato le finestre, creando, diciamo, delle situazioni di anti-intrusione, ci sono delle telecamere. Ecco, pensavamo di aver fatto tutto il possibile, e invece purtroppo anche ieri notte sono entrati
per la quarta volta e hanno fatto veramente dei danni ingenti, che al di là del valore in sé, come dicevi appunto, al di là del valore in sé di ciò che hanno rubato, è proprio è come venissero a rubare a casa propria, insomma a casa nostra. Ecco, non è la prima volta, è la quarta volta, voi avete sporto denuncia. Sì, io ieri pomeriggio mi sono recato in via Rismondo alla sezione qui al comando dei carabinieri e abbiamo sporto denuncia. Molto probabilmente non sappiamo se verranno individuati e chiaramente presi i malfattori, i ladri, ma è giusto segnalare affinché le forze dell'ordine abbiano contezza di quello che insomma sta succedendo. Lei appunto aveva anche detto aumentare le forze dell'ordine anche nella zona, c'è chi dice ad esempio la zona rossa all'Arcella non serve, no? Però in questi casi dobbiamo constatare che una presenza importante e numericamente significativa e visibile delle forze dell'ordine sicuramente garantiscono una maggiore garanzia diciamo di sicurezza, ma anche del controllo del territorio. Ecco, diciamo la società sì adesso ne risente, ma comunque continua ad accogliere giovani, non si fa fermare insomma da queste cose. No, assolutamente, siamo sicuramente feriti nel nostro interno, perché ripeto, quell'ambiente è come fosse casa nostra, ma nello stesso tempo noi andiamo avanti sicuramente per la nostra strada. Voglio far notare che al di là dei numeri ci sono delle persone, ci sono dei ragazzi, tanto per fare un esempio, noi abbiamo delle squadre del calcio in particolare dove ci sono dalle 12 alle 13 nazionalità diverse, dove i bambini e le famiglie convivono in maniera assolutamente integrata, del nostro scopo e del motivo per cui come volontari ci dedichiamo giornalmente, ora per ora, nel portare avanti questa attività, seppur nelle difficoltà. Quindi se era un segnale di intimidazione, certamente hanno sbagliato indirizzo, siamo un gruppo coeso e quindi noi andremo avanti. Potenzieremo ulteriormente le misure di sicurezza della nostra struttura. Ecco, io ringrazio il mio ospite Andrea Rossi, presidente della Juvenilia da Padova, per il momento è tutto. Grazie Marta, grazie al Presidente per questo squarcio anche su Padova, furti che come stiamo raccontando ormai da settimane non lasciano tregua a tutto il Veneto. Noi ci spostiamo però adesso subito a Vicenza con la nostra Luisa Bertini, perché dopo le aggressioni degli ultimi giorni da parte di alcuni balordi a danno di commercianti, cittadini, questi si uniscono nuovamente per organizzare una manifestazione e chiedere maggiore sicurezza, come già avevano fatto a maggio. Luisa, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono insieme ad una serie di cittadini e commercianti, come appunto anticipavi, che hanno organizzato un'ennesima manifestazione dopo quella di maggio. Ci sarà anche il 29 di novembre per chiedere sicurezza alla luce delle recenti aggressioni. Sono in compagnia proprio con uno degli organizzatori, Bruno Celsan. Che cosa chiedete? Sì, salve, noi chiediamo le stesse cose che abbiamo chiesto il 10 maggio, chiediamo sicurezza per Vicenza, chiediamo meno degrado, perché dal 10 maggio non è cambiato nulla, anzi le cose sono quasi peggiorate, basta guardare i fatti. Quindi noi chiediamo a chi di dovere, alle istituzioni, che prendano le dovute azioni, che facciano le dovute azioni per far tornare Vicenza una città libera e sicura a tutte le ore del giorno e della notte. Ecco, una città sicura, perché molto spesso quello che lamentate voi, così come altri cittadini che tutti i giorni andiamo a registrare, è l'insicurezza, la percezione di insicurezza, l'insicurezza ad uscire di casa. Quartiere San Lazzaro, 2 aggressioni nell'arco di pochi giorni. Sì, non è ammissibile che in poche ore ci siano state 2 aggressioni gravi, nel giro di 100 metri in linea d'aria nello stesso quartiere, e 2 aggressioni molto violente da parte di sbandati tossicodipendenti, e non è anche possibile che uno rientra a casa la sera, si trova lo sbandato sotto casa, il tossico, si sta facendo la dose e non può dirgli niente perché questo ti aggredisce, e abbiamo visto che ultimamente aggrediscono anche in maniera molto violenta e sono impunibili.
E chiediamo appunto che ci siano più controlli, più polizia che giri e niente, che se potessero cambiare le leggi sarebbe cosa buona e giusta. Ecco, quindi richiesta un po' unanime di sicurezza. Mi sposto con uno dei consiglieri del quartiere San Lazzaro, che è il quartiere dove sono avvenute le ultime aggressioni. Che cosa si chiede? Controlli più capillari? Controlli più capillari e soprattutto il fatto che l'amministrazione metta a disposizione più uomini possibili della polizia locale. Cioè, le lamentele circa il fatto che a Vicenza non arrivino poliziotti dal Viminale non può pensare di essere una scusa per non usare esattamente gli uomini della locale, che sono agenti a tutti gli effetti, per controllare molto di più il territorio, soprattutto nella zona di San Lazzaro. Bisogna tener conto che la creazione di una zona rossa come è stata fatta, operazione perfetta, bellissima, però ovviamente ha spostato i problemi che c'erano in quella zona nei quartieri a fianco. Ecco, in questo modo serve che nel quartiere di San Lazzaro ci sia più presenza di polizia, anche locale, soprattutto locale. Ecco, io mi sposto con Matteo Rossato, che abbiamo sentito qualche giorno fa, proprio all'indomani dell'aggressione subita proprio sotto casa sua, in una strada del condominio, in cui lei ha invitato un balordo ad andarsene ed è stato aggredito. Ad oggi come sta e qual è l'esito? Tanto grazie, sto meglio, un po' meglio, fisicamente un po' meglio, a parte i segni che ho in faccia, che sono il motivo per cui il 29 chiediamo di venire tutti in Piazza dei Signori per la manifestazione che faremo sotto il comune. Quello che mi è successo è semplicemente quasi la conseguenza di qualcosa che a Vicenza ormai è incontrollabile. Purtroppo sbandati e tossici ci sono, è quasi tossicodipendenza di strada, quindi diventano persone sbandate che vivono negli angoli più normali, tra cui quello di un condominio alle 5 del pomeriggio di giovedì, che si stanno facendo una dose con il cucchiaino, l'accendino davanti al portone di entrata di un condominio. Passano mamme, passano signore anziane, passa la persona, chiunque di voi che è una persona per bene deve rientrare in casa. Questa cosa deve finire. Ecco, quindi quello che si chiede in questa manifestazione è proprio di tutelare, di mettere in sicurezza chiunque frequenti, diciamo, nella vita quotidiana zone della normalità, quindi le strade cittadine fondamentalmente. Per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa, grazie ovviamente anche ai tuoi ospiti. Una voce che deve essere ascoltata, e a chiederlo sono proprio i cittadini e i commercianti. Parliamo di lavoro, adesso l'abbiamo anticipato in apertura di questa nostra prima edizione, ci spostiamo nel Bellunese, andiamo dalla nostra Tiziana Bolognani. Parliamo infatti degli 80 esuberi e della ristrutturazione spinta alla ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna. Oggi sono in corso infatti le assemblee con i lavoratori alla Deimos, oggi invece è la mobilitazione degli stessi. Tiziana, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, bentrovata a te, ai telespettatori che ci seguono da casa alle nostre spalle. Come Stefano vi può far vedere, la Valbelluna perdita d'occhio, perché per l'ennesima volta la crisi del lavoro rischia di colpire duro i lavoratori delle aziende della sinistra Piave. Come hai bene ricordato, parliamo soprattutto della ceramica Dolomite. L'avevamo annunciato la settimana scorsa dopo il tavolo ministeriale, durante il quale è stato annunciato
annunciata la nomina del consulente, del super consulente nella persona di Maurizio Castro, che abbiamo imparato a conoscere per altre crisi aziendali in provincia di Belluno. Maurizio Castro è incaricato della ricomposizione di questa ceramica dolomite nata come l'Araba Fenice, rinata dalle ceneri dell'ex Ideal Standard grazie all'intervento di una cordata di super imprenditori veneti, che però a poco più di 3 anni dall'avvio della nuova ceramica dolomite pare si siano trovati nuovamente in difficoltà e che qualcosa in questi 3 anni è sfuggito evidentemente di mano. Se è vero come è vero che il disavanzo raggiunge una cifra che supera i 17 milioni di euro e che per la ricomposizione aziendale, così come è stato individuato ieri durante il primo incontro fra l'azienda e le organizzazioni sindacali alla presenza di Maurizio Castro, devono essere ridotti i costi fissi. Tra questi è facile immaginare rientrano anche i costi della manodopera, e per cui su 330 lavoratori gli esuberi dichiarati sono 80. Oggi in Ceramica Dolomite è giornata di assemblea fra le organizzazioni sindacali e i lavoratori, e vedremo, sapremo, crediamo, a fine giornata quali saranno le decisioni e tra l'altro quale sarà il sentiment dei lavoratori che davvero speravano in un futuro differente. Alla Deimos, poco distante, quindi Ceramica Dolomite, a Deimos, poco distante, a Trichiana, c'è un'aria, si respira un clima davvero teso perché le relazioni sindacali si sono sfilacciate e perché vengono denunciati presunti atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei lavoratori. Noi abbiamo sentito con Stefano Bozzi, abbiamo sentito Mauro Zuglial della FIM CISL di Belluno Treviso. Vi facciamo sentire queste sue parole e poi la linea può tornare allo studio. Zuglian, è una relazione che si è progressivamente deteriorata, quella tra le rappresentanze sindacali e i vertici della Deimos, e che ha portato a rendere necessario lo sciopero in data odierna. Sì, è una RS nuova, eletta da poco. Noi ci siamo presentati all'azienda in maniera molto, come dire, partecipativa. Ahimè, però i problemi dell'azienda che si stanno verificando non trovano, come dire, un'azienda che voglia avere, come dire, una interlocuzione con i sindacati. Facciamo un esempio: sul riscaldamento, che non viene attaccato da molte settimane, è stato, come dire, più volte sollecitata l'azienda a porvi rimedio, ma questo non è mai avvenuto. Questo è solo un piccolo esempio su come dire, delle relazioni industriali intelligenti potrebbero risolvere problemi anche banali, ma in questo caso noi non siamo all'anno zero. C'è la mancanza di riconoscimento, ma non solo delle RSU, che sono state votate, ricordo, da tutti i dipendenti, e quindi c'è anche, come dire, un allontanamento da quali sono le voci e i problemi che hanno i dipendenti all'interno dell'azienda. Così dunque dal bellunese rimaniamo in provincia, perché la procura ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina di 2 anni di Borgo Valbelluna, deceduta sabato mattina dopo alcuni giorni di febbre alta. I genitori hanno presentato un esposto chiedendo accertamenti sulle cure ricevute a partire dall'accettazione al pronto soccorso pediatrico di Feltre. Amel di Borgo Valbelluna, una famiglia e una comunità intera sotto shock e increduli per la morte di una piccola di soli 2 anni. I particolari della segnalazione presentata dai genitori alla Procura di Belluno fanno emergere quanto accaduto negli ultimi giorni, con la richiesta di accertamenti, il sequestro della documentazione sanitaria e l'autopsia. I primi segnali del malessere, che poi ha portato al decesso della bambina, risalirebbero a mercoledì scorso. La piccola si trovava alla scuola dell'infanzia quando compare una febbre alta intorno ai 39 gradi. Riportata a casa, la madre le somministra paracetamolo e dopo il riposo la piccola sembra riprendersi. Il giorno successivo, fino al primo pomeriggio, la situazione appare stabile. Subito dopo il riposino, però, la bambina lamenta dolore agli occhi e alla fronte.
Poiché i farmaci non sembrano fare effetto, la famiglia contatta la pediatra che suggerisce di aumentare il dosaggio del paracetamolo. La febbre non passa, il termometro segna ancora 39 gradi. Venerdì mattina la pediatra, dopo una visita di controllo, riferisce di una possibile infezione di tipo virale con un lieve arrossamento della gola. La bimba pare molto affaticata. Durante la notte le sue condizioni di salute peggiorano. Sono le 2:30 quando la piccola fatica a respirare e presenta un evidente strabismo che preoccupa i genitori. Il viaggio di notte fino all'ospedale di Feltre, l'accettazione al pronto soccorso dove la piccina viene assegnato un codice bianco e le prime cure a base di aerosol e antibiotico. Poco più di un'ora dopo la bambina viene dimessa, ma una volta a casa, al mattino, la ricomparsa nuovamente di affanno, debolezza e strabismo allarmano i genitori che chiamano i soccorsi, vani e inutili. La piccola muore intorno alle 9 prima dell'arrivo dell'ambulanza. Uno strazio indicibile per la giovane coppia che da poco aveva festeggiato l'arrivo del secondogenito. Una morte assurda che solo l'autopsia potrà chiarire. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. Questa è la cronaca che ci restituisce la provincia di Belluno, ma voltiamo decisamente pagina, ritorniamo a Venezia per l'inaugurazione del ponte galleggiante che apre a una delle feste più sentite dai veneziani e non, e dunque in finestra lo vedete già in diretta. Andiamo di nuovo dal nostro Lorenzo Maia. Buongiorno Edi, buongiorno a te, i nostri telespettatori. Sì, stanno adesso procedendo le operazioni per il taglio del nastro con un po' di ritardo, diciamo, sulla tabella di marcia, perché tutti attendevano il sindaco e il ministro Giuri. Con la delegazione c'è anche il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, il senatore veneziano Raffaele Speranzon, che erano impegnati a Cacornello, a pochi metri da qui, in un incontro privato dove sicuramente si sarà parlato anche della vicenda della Fenice. Ora la benedizione di Monsignor Fabrizio Favaro apre, diciamo, darà il via al taglio del nastro di questo ponte galleggiante che, lo ricordiamo, sarà aperto fino a domenica 23, sarà allestito un ponte di passaggio molto importante, perché la festa della salute ogni anno si conta che anche l'anno scorso, nel 2024, questo ponte di circa 80 metri, un breve ponte più corto anche rispetto a quello del Redentore, è stato percorso da circa 90.000 pellegrini. Ci sarà appunto il passaggio delle autorità che per prime attraverseranno questo ponte. In Basilica poi l'ingresso e un momento probabilmente di preghiera, di riflessione, guidato da Monsignor Favaro in rappresentanza del Patriarca, impegnato nell'Assemblea Generale della CEI ad Assisi. Un momento molto significativo per la città, che così rinnova il voto del 1500 e che dà il via, apre un po' ufficialmente quella che è la festa di venerdì, il cuore della festa. Venerdì, quando, lo ricordiamo, trasmetteremo la messa solenne pontificale del Patriarca in diretta a partire dalle ore 10 proprio su Antenna 3, e ci saranno anche le bancarelle, le candele votive, ma anche i palloncini, tutto quello che fa da colore la festa, i dolci, le frittelle, lo zucchero affilato, immancabili per i bambini. Una festa importante dove si mescolano tradizione, cultura, devozione, fede. La Basilica venerdì sarà aperta dalle 5:45 del mattino. In questi giorni ci sono già stati alcuni pellegrinaggi, quindi la Basilica è già aperta in modo continuo dalle ore 8 alle ore 18, proprio per accogliere il flusso dei pellegrini. Sentite gli applausi perché c'è stato appunto il taglio del nastro. Adesso inizieremo il percorso verso la Basilica della Salute per poi recarsi all'interno per la preghiera alla Vergine, la Mesopanditessa, questa Madonna che i veneziani chiamano Madonna Nera proprio per il
colore del volto, che è la mamma di tutti i veneziani. È una giornata di sole splendido, ma anche di un vento gelido qui sopra il ponte, e le immagini di Sandro Ponchio vi stanno appunto facendo vedere il percorso che viene compiuto dalle autorità con il gonfalone della polizia locale che apre il corteo. Poi qui in Campo alla Salute ci sono già i preparativi per la festa della Madonna della Salute. Le forze dell'ordine e la presenza del ministro Giulia è comunque sicuramente un segno molto importante di presenza per la città. Chiaramente ci sono anche tanti temi all'ordine del giorno, e sentite le campane che stanno accompagnando l'arrivo del corteo in Campo alla Salute, campane a festa. La Basilica della Salute, lo ricordiamo, è anche chiesa giubilare, quindi quest'anno il percorso alla Madonna della Salute è ancora più sentito, ancora più diciamo importante, perché nell'anno di giubileo già tanta gente è fuori dalle case, dalle attività commerciali per assistere a questo passaggio. Ecco, salutiamo tanti anche telespettatori di Antenna 3 che ci hanno salutato, e ci apprestiamo a arrivare in quello che è il campo della Madonna della Salute. Siamo in Calle della Abbazia e il corteo è importante anche perché si sono viste insomma parecchie autorità presenti a questo momento così importante e così significativo per la città. Un altro momento importante sarà poi l'ingresso ovviamente delle autorità cittadine e religiose all'interno della Basilica. Sentite le campane a festa che stanno sottolineando il passaggio, tantissime forze dell'ordine che stanno accompagnando così con tutti gli onori civili e militari anche questa festa della Madonna della Salute. Ringraziamo anche l'Ordine di Malta qui presente che sta sovrintendendo a tutte le varie operazioni, e si può dire che da questo momento Venezia è entrata ufficialmente nella festa della Madonna della Salute. Vedremo se dal pulpito della Basilica verrà già fatto un primo discorso alla città. Sicuramente il pensiero di molti presenti è quello rivolto, e il Patriarca lo ribadirà non appena arriverà a condurre il pellegrinaggio per Alberto Trentini, il cooperante veneziano che già da più di un anno è prigioniero in Venezuela. Anche questo sarà uno dei motivi di preghiera per questa festa della Madonna della Salute. Non so, Edi, se hai domande o se posso continuare a tenere la linea. Noi ci dirigiamo dalla parte opposta, dove c'è anche una rampa per accedere. Ricordiamo che sono già partiti alcuni pellegrinaggi di questa festa. C'è stato lunedì il pellegrinaggio, la messa degli studenti universitari, ieri il pellegrinaggio dei malati alla Basilica della Salute da parte dell'AISM. Erano più di 300 i malati accompagnati dai volontari che hanno
potuto così portare anche alla Madonna le loro sofferenze, e domani sera, altro momento molto importante, sarà ovviamente il pellegrinaggio dei giovani alle 18:30 da Campo San Maurizio, guidato dal Patriarca, dove tra le varie testimonianze ci sarà anche un collegamento video con il cardinale Pizzaballa, che parlerà dalla Terra Santa, dalla striscia di Gaza, e rivolgerà un messaggio ai giovani pellegrini da parte che arriveranno qui in Basilica da tutta la diocesi. Grazie Lorenzo. Che arriveranno ovviamente da Venezia. Grazie Lorenzo, riprendiamo la linea, grazie per queste immagini anche a Sandro Ponchio. Abbiamo fatto vedere in diretta l'inaugurazione, l'arrivo alla Madonna della Salute a Venezia, l'inaugurazione del ponte galleggiante per permettere più facilità al pellegrinaggio. Ricordo inoltre che dalle 9:45 Antenna 3 seguirà in diretta proprio la messa venerdì mattina, e quindi appuntamento alle 9:45 su questa rete. Noi, come ci troviamo spesso a fare, voltiamo decisamente pagine, ritorniamo a parlare di quanto sta accadendo nel territorio della Marca, sempre più flagellata dei furti. Siamo andati tra Roncade e Silea, il servizio di Marta Marangoni. Non hanno preso niente perché effettivamente non c'era nulla da prendere, però hanno fatto il disastro. Ancora furti, ancora case devastate dai ladri. Tra Franceniga, Silea e San Cipriano di Roncade un'altra serata da incubo, con diverse case razziate tra le 18 e le 20. Luigina Miotto, titolare dell'edicola in centro a Roncade, rientrando a casa ha trovato il disastro. Praticamente loro hanno fatto il giro dal giardino e hanno forzato, vede, qui, se vedete, vede quello, hanno rotto il balcone, hanno passato ogni singola stanza e sopra aperto tutti i cassetti, i bagni, qua hanno tirato fuori tutta la biancheria che c'è qua sotto, hanno impestata completamente, le stanze dei ragazzi erano devastate e vedi, i cani li avevano chiusi in cucina come ho fatto io adesso e non avevano trovato niente. Qui c'era fango ovunque, ieri sera abbiamo pulito la bene meglio perché insomma, e oggi stiamo disinfettando tutto perché almeno quello che riusciamo a fare. Adesso sto facendo lavatrici perché appunto hanno tolto tutto dai cassetti, erano pestate. Stesso orario, stessa devastazione a pochi chilometri di distanza in via San Pio X a San Cipriano di Roncade. Qui i ladri sono entrati nella casa vuota di un'anziana morta mesi fa, a scoprire il furto la figlia. Una casa disabitata che la mamma è mancata da qualche mese e non ce l'aspettavamo, quindi è stato doppiamente difficile perché non è passato tanto tempo, perché vedere tutte le sue cose rovistate non è stato semplice. Noi siamo arrivati, c'erano carabinieri, hanno fatto i rilievi, quello che c'era da fare, però porco cane, è difficile. Non avendo trovato nulla da rubare, i ladri hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nell'abitazione dei vicini. Il video delle telecamere di sorveglianza documenta la sfrontatezza dei malviventi. Uno arriva, quando il cane di casa si avvicina lo colpisce al muso, probabilmente con un cacciavite, poi scassina la porta, l'allarme scatta e l'uomo, come se niente fosse, chiama i complici. In tutto sono in 4. I proprietari, avvisati dall'alert dell'allarme sul cellulare, rientrano in appena 3 minuti. 3 minuti sufficienti ai 4 banditi per devastare un'altra abitazione. Questo quanto accade nella Marca, ed è proprio dal presidente dell'associazione Furti in Corso ad arrivare un appello diretto ai primi cittadini, perché la conseguenza inevitabile di queste azioni che vengono compiute è la rabbia e la frustrazione che cresce proprio nei proprietari delle case. Tanta rabbia, paura, perché con 4 nipoti a casa la paura c'è. Tra Roncade e Silea la paura si mescola alla rabbia dopo l'ennesima serata in balia dei ladri. Inutile che i politici dicano che non c'è l'emergenza sicurezza, forse lo diranno loro perché sono scortati e avranno a casa chi farà da piantone 24 ore su 24 per tutelare la loro proprietà, la loro incolumità, ma la nostra chi la protegge?
Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, è di Roncade e ieri sera ha vissuto in diretta sulla pagina Facebook dell'associazione il raid dei ladri che si spostavano da una parte all'altra del territorio e, non trovando praticamente nulla da rubare, devastavano le case. Magari non trovando granché, si sono sfogati tirando su di cassetti e tutto, e là è iniziato a scrivermi come sempre tutti quanti: Cristian, cosa stiamo facendo? Nonostante ci dicano che i furti sono in calo, perché poi purtroppo anche lì poi io ieri sera ero anche arrabbiato, però in realtà poi in calo forse su carta, ma non so neanche su che carta. Alla fine ci troviamo come ogni sera a gestire tot furti e gente disperata. Demma lancia una proposta al sindaco di Roncade, ma anche agli altri primi cittadini. Io ieri sera subito ho cominciato a scrivere una PEC al comune e al sindaco, con cui c'è anche un buonissimo rapporto, di provare, visto che tanti comuni nella zona hanno il servizio WhatsApp per avvisare delle manifestazioni e di tutto, utilizzare un servizio che già funziona e già rodato per avvisare dei tentati furti, tentate effrazioni o furti veri e propri. Dall'associazione anche la richiesta di un incremento di controlli e organici delle forze dell'ordine. È la terza settimana che San Cipriano è martoriata dai furti, quindi ormai noi nella zona siamo barricati dentro casa, tanto che non riusciamo neanche a dar segnalazioni tra di noi, perché siamo talmente chiusi che non riusciamo a vedere se c'è neanche una macchina strana che sta girando, e purtroppo le forze di polizia, per quanto ci fanno di tutto, ma sono troppo poche. Così dunque da Roncade. Intanto rimaniamo nella Marca, la troupe della vita in diretta aggredita dallo stesso stalker che aveva picchiato Don Antonio Ziliotto, parroco di Ponte di Piave, minacciato con un petardo davanti alla casa della sindaca Paola Roma. Lei cosa vuole? Cosa vuole lei? Lei cosa vuole? Prendi. Lei cosa vuole? Le mani addosso le verso. Chi è lei? Attimi di altissima tensione l'altra sera a Ponte di Piave, dove una troupe della vita in diretta è stata aggredita dallo stalker che da mesi sta seminando il panico a Ponte di Piave. La stessa persona che aveva colpito con botte e pugni Don Antonio Ziliotto, colpevole, secondo l'aggressore, di non aver risolto i suoi problemi. Non solo, ma la sera stessa era andato davanti a casa del sindaco Paola Roma accendendo un petardo proprio mentre stava rientrando. Una situazione difficile finita al centro delle cronache nazionali, così quando la giornalista, che si era posizionata nei pressi della cronaca, si è avvicinata all'uomo, lui ha iniziato ad urlare, minacciandola e insultandola. Caterina Varvello. Chi è lei? Caterina Varvello, buongiorno. Per vergognarmi di cosa? Solo l'intervento immediato dei carabinieri ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. Per lui è scattata la denuncia per atti persecutori nei confronti del parroco. La giornalista per ora non ha presentato querela. Visto lo stato di agitazione, i militari dell'Arma hanno chiamato il 118 e l'uomo volontariamente si è recato in ospedale. Così da Ponte di Piave, intanto lo ricorderete, l'omicidio del Sile Rossana Bertelli, oggi 52enne, torna davanti ai giudici con l'accusa di furto e circonvenzione di incapace. Si sarebbe fatta consegnare da un 58enne affetto da una patologia psichiatrica 1.200 euro e gli avrebbe rubato una somma di 435 euro. Accusata di circonvenzione di incapace e furto, Rosanna Bertelli, oggi 52enne, condannata nel 2002 per l'assassinio di Luca Tonello, un 29enne con cui la donna aveva avuto una relazione sentimentale e che fu trovato morto la mattina del 31 ottobre del 2000 lungo l'argine del fiume Sila, Lughignano di Casale. La donna, considerata la mandante, fu condannata assieme al complice che lo uccise colpendolo in testa e alla schiena. Movente del delitto, una questione di soldi, volevano rapinare la vittima. Ora la donna è tornata nuovamente in aula. Secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto ospitalità all'uomo particolarmente vulnerabile residente a Preganziol. Qui, oltre a convincerla a prestargli i soldi, in un secondo tempo lo avrebbe anche derubato. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il dicembre 2021. A chiamare la polizia il fratello del 58enne che avrebbe trovato la donna nell'appartamento dell'uomo e avrebbe scoperto tutto. La prossima udienza del processo in corso, in cui sarà letta anche la sentenza, si terrà il 29 gennaio. Siamo a Padova con la cronaca, lite violenta per futili motivi. 4 giovani sono stati denunciati.
Quando i carabinieri sono intervenuti domenica mattina nel parcheggio di Via dei Colli a Padova, hanno trovato 2 giovani con il volto insanguinato e pieno di ferite. I 2 ragazzi di 24 e 26 anni ai militari hanno raccontato di essere stati aggrediti poco prima da un gruppo di 4 giovani con calci e pugni e una chiave inglese. La banda si era poi dileguata lasciando lì la loro auto, una BMW ancora parcheggiata. La lite era esplosa per futili motivi. All'improvviso uno dei 4 aggressori ha estratto dal cofano una chiave inglese ritrovata nel parcheggio e ha colpito i 2 ragazzi al volto mentre gli altri infierivano con calci e pugni. I carabinieri sono riusciti ad individuare il gruppo di violenti. Si tratta di 4 giovani originari dall'est Europa di età compresa tra i 19 e i 23 anni, residenti nel Ferrarese, che sono stati tutti denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Siamo a Bassano con il nostro Federico Fusetti, perché in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre il centro spazio donna proprio della città tira le somme sui primi 10 mesi del 2025. I dati ce li racconta in diretta Federico Fusetti, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo al centro antiviolenza Spazio Donna di Bassano del Grappa, io e Andrea Benetti con la presidente Maria Pia Mainardi, che ringrazio. Perché? Perché la giornata internazionale è il 25 novembre, ma oggi il centro Spazio Donna qui di Bassano anticiperà i dati relativi ai comuni del Bassanese. Il primo dato, Presidente, 240, che è il numero complessivo di donne che si sono rivolte a voi in questi 10 mesi. Tanti, pochi, come li leggiamo anche in rapporto al 2024? Tanti in confronto all'anno scorso, che erano 199, quindi 240 sbalzato in su, insomma. Ecco, non vogliamo dire che siamo brave, vogliamo dire che probabilmente le donne si fidano, denunciano di più, hanno capito che il problema è grave e quindi vengono in un centro dove c'è la possibilità di dar loro una mano, di trovargli una casa e di occuparsi anche dei bambini. Come qualche altro dato magari da sottolineare? Il dato, il 18-41 che ci preoccupava, quindi molto giovane, direi che si è stabilizzato. Invece si è alzato molto il 31-63. La fascia di età? La fascia di età. Ma allora guardiamo di là, non sono le donne con violenza, sono le donne che vengono anche con altri problemi. Queste sono madri di ragazze adolescenti che cominciano il primo rapporto relazionale con un maschio, con il compagno, con l'amico, e quindi si preoccupano perché vedono già dei cenni di controllo, di possesso, da parte del maschio, dalla parte del ragazzo, quindi vengono per chiedere consigli. Ecco, questo direi che è un fatto nuovo dopo il femminicidio di Giulia, ragazza che studiava, di buona famiglia, che ha allarmato i genitori. Ecco. Noi lavoriamo per tutti i 23 comuni del territorio con le nostre psicologhe, l'avvocata e quello che possiamo offrire come struttura. Facciamo parte della rete territoriale, quindi dell'ULS, assieme alle forze dell'ordine e ai vari organismi che si rivolgono alla violenza. Ci dovete fare un appunto, Presidente. Noi giornalisti a volte vorreste che facessimo qualcosa di diverso. Sì, ascoltiamo sempre i telegiornali, purtroppo, che ogni volta ci danno una notizia nuova. E vi ricordate poco di dire che ci sono anche i centri antiviolenza, no? Perché siamo più bravi di altri, ma perché abbiamo le case, se ci fossero, insomma, di la verità, perché ne abbiamo poche, però nel momento di emergenza riusciamo a rilevare il rischio che corre la donna e che corrono i bambini. Quindi o la rete di cui lei può usufruire, quindi parentale o amicale, oppure le nostre case, perché è importante dal momento che viene applicato il codice rosso che la donna abbia una maniera di custodia seria per lei e per i bambini. Perché è così importante la casa, che poi deve essere, diceva prima, una sorta di nascondiglio? Deve essere casa che noi chiamiamo di tipo A, non di tipo B, che è solo un'accoglienza del dopo, quando la donna ormai ha risolto il problema, ha denunciato, si è separata. Ma è il momento d'emergenza, soprattutto del pronto soccorso, in cui c'è la polizia e immediatamente per la violenza applica il codice rosso. Quindi deve essere una casa nascosta, ovviamente. Deve essere una casa nascosta, non deve essere riconoscibile. Ricordiamoci che siamo a Bassano, quindi se aprite una casa di tipo B non serve per queste cose di primo intervento, ci vuole la casa sicura, ecco, quindi questo ci pare importante. È molto importante anche il rapporto di rete che abbiamo tutti assieme, perché nei casi abbiamo la rete grande, ma facciamo anche le reti piccole, cioè se c'è un bambino in sofferenza
con l'assenso della mamma, relazioniamo al consultorio e all'ULSS il problema di pericolo di questi bambini e insieme decidiamo cosa fare del percorso per queste due persone. Quindi questo è importante. Complimenti Presidente. Sì, voleva dare un'ultima informazione. Noi siamo in fase un po' di ricollocamento, no? Anche perché ci sono leggi diverse, quindi bisogna che ci ricollochiamo in maniere diverse. Quindi stiamo firmando il protocollo di rete dell'ULSS, quindi variando anche le collaborazioni e le attività che faremo all'interno della rete, ma anche da volontariato ODV cosiddetto, che siamo come siamo ora, passiamo a un'associazione di promozione sociale, quindi cambiamo la struttura e la cambiamo anche quindi con la modifica che esige l'adeguamento anche con il personale, anche con i rapporti quindi di sostegno dell'associazione. Ecco, quindi ci troverete nell'anno che sta per venire in una fase evolutiva. Ecco, questo volevo dire. Grazie Presidente Maria Pia Mainardi per tutto quello che fate, naturalmente a lei e tutti i collaboratori del Centro Antiviolenza Spazio Donna di Bassano del Grappa. Edi, ti restituiamo la linea. Grazie Federico, grazie alla signora per tutti questi importantissimi aggiornamenti su cui tra l'altro violenza di genere continueremo a parlare anche nei prossimi giorni proprio in vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Adesso la pubblicità e poi l'approfondimento legato alla politica in vista delle elezioni regionali di questo weekend. A tra poco. Siamo tornati in diretta con la prima edizione, mi hanno raggiunto in studio Andrea Simeonato, candidato per l'UDC, grazie di essere in nostra compagnia, e Fabio Vui, invece candidato presidente Popolari per il Veneto. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, tanti temi caldi che sono sul tavolo, 4 giorni alle elezioni, finalmente possiamo dire? Stiamo correndo, stiamo facendo gli ultimi 100 metri come col fiatone. Col fiatone assolutamente, perché dobbiamo raggiungere gli obiettivi. Poi avremo modo di parlare anche di questo. Quello che mi premeva è cominciare un po' dalla politica regionale. Ieri in Palazzo Balbi, nella sede della regione, il presidente Zaia ha firmato con il ministro per le autonomie Calderoli l'accordo sulle preintese che dovrà poi essere approvato in sede governativa e parlamentare per questa autonomia che si richiede dal 2017. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. L'accordo c'è, la firma pure. A Palazzo Balbi il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il presidente della regione Veneto Zaia hanno siglato la preintesa sull'autonomia relativa a 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Il mio obiettivo entro la fine della legislatura aver visto approvate le intese su queste 4 materie e definito i LEP sia nelle materie del federalismo simmetrico sia in tutte le altre. È una firma storica, visto considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. L'accordo prevede la possibilità per la regione di decidere in autonomia di stanziare i finanziamenti, cambiamenti prevalenti per protezione civile e sanità. Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è metterci le risorse nel fondo delle emergenze regionali. Le regioni avranno le risorse per affrontare anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale. Ciò disciplina anche la possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, diminuendo dunque i tempi di intervento in caso di catastrofi o calamità. In materia sanitaria la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario. C'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Se di accordo storico parla il presidente Zaia, il candidato presidente alla regione per il centrosinistra Giovanni Manildo lo definisce un marketing politico. L'unica eccellenza di Zaia, punzecchia, proclami, rinvii e l'ennesimo bluff di fine campagna. Manildo fa così eco a Occhiuto, presidente della regione Campania, che aveva parlato di mero accordo politico, ma rincarando la dose. In questi anni i veneti, dice Manildo, hanno creduto nella possibilità di un'autonomia vera, ma le promesse sono rimaste tali.
Questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. Siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci e adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci. Ci sono motivi per cui lamentarci, Simeonotto, visto che annuiva ascoltando il servizio? Certo, sì, questo credo sia uno step importante per il Veneto che deve dare risposte concrete anche all'economia e ai problemi sociali. È uno strumento, direi, per servire meglio i cittadini. Ecco, veniamo da 15 anni dove l'amministrazione Zaia ci lascia un Veneto che ha dimostrato di saper amministrare bene, con serietà, con rigore e con capacità. Ecco, questo passo ulteriore che ci auguriamo che davvero si concretizzi per la fine della legislatura segna davvero un mettere le risorse a disposizione dei cittadini, dei bisogni dei cittadini, delle istanze dei cittadini. Sappiamo quanto il tema della sanità è davvero un tema centrale, il tema del sociale. Senza risorse non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo davvero dare delle risposte concrete. Questo, l'autonomia ci aiuta ad andare verso questa direzione. Bui, è d'accordo? Ma anche no, che non sono d'accordo, è l'ennesimo bluff preelettorale. Quante preintese ad ogni elezione sono state firmate? Ogni volta ci dicono firmiamo un accordo il cui contenuto poi è un contenuto che non c'è. È l'ennesimo slogan per una autonomia negata dalla stessa Lega, che non ha saputo gestirla nei tavoli romani. Oggi si firma questa preintesa, il cui contenuto è tutto da verificare, che viene rimandata a Roma dove ci sono almeno tre visioni di organizzazione dello Stato diverso, e quindi non si arriverà ancora a nulla per l'autonomia del Veneto e ci rimanderanno alla prossima elezione. Guardate, il prossimo anno sentiremo di parlare di autonomia alle elezioni comunali delle grandi città e poi ancora ce la riporteranno. Peraltro i temi della sanità e della protezione civile sono già 2 temi che hanno un'ampia fascia di possibilità di autonomia. Allora la si applichi questa autonomia per risolvere il tema delle liste d'attesa, per risolvere i temi della medicina di base. E guardate che non è un tema che chiede maggiori risorse, è un tema che richiede una diversa organizzazione a risorse invariate della sanità veneta, e lo dice uno che ci lavora nella sanità veneta. Le liste d'attesa le risolviamo se oggi, per esempio, tutta la diagnostica non ha orario 8-14, 8-16, ma almeno 15 ore al giorno. Facciamole lavorare queste macchine, facciamo lavorare questi professionisti e diamogli dignità anche al lavoro ai migliori professionisti che ci sono nella sanità. Così la medicina di base, i medici di base non possono rimanere come oggi sono dei dispensatori di ricette. Si mettono assieme, facciano avere da front office anche a tutte quelle prestazioni non appropriate, il 90% delle prestazioni dei pronti soccorsi, che non sono appropriate per i Dobbiamo mettere sempre al centro la persona e i bisogni della persona. Questo è il tema centrale, secondo me, anche di tutta la campagna elettorale. Te hai perfettamente ragione, però non che Zaia e chi oggi viene a fare le parate politiche da Roma non ci prendano in giro con queste Ma sicuramente cose. Io credo che i veneti sanno organizzarsi e mettono al centro sempre la persona. Certo, questo è fondamentale. Però anche ieri, la parata di ieri sera al Geox mi sembra più un rilanciare temi nazionali, ma guardate che poi noi abbiamo il tema della signora Maria,
che oggi... E la politica deve essere sempre di più vicina alla signora Maria, appunto, perché deve rispondere ai bisogni concreti della persona. Invece qui sono stati fatti proclami, temi nazionali importantissimi, ma oggi si vota nel Veneto. Certo. Mi dicano cosa propongono per la viabilità del Veneto, in cui gli imprenditori oggi vogliono mantenere la competitività del prodotto che non viene mantenuta. Cosa vogliono fare per le infrastrutture di banda larga? Cosa vogliono fare per la sanità? Cosa vogliono fare per l'assetto idrogeologico? Passano in questi giorni le immagini certo, di Cormons, certo. a cui va sicuramente la solidarietà. Il tema dell'ecologia, della sostenibilità non è un tema proprio della destra, però ho visto che Stefani l'ha affrontato in maniera molto seria e anche molto determinata, per cui come il problema del disagio giovanile, dobbiamo passare dal dire al fare. Dobbiamo arrivare alla concretezza. Ecco, questo credo sia il nostro obiettivo, anche come UDC, di portare concretezza nella politica, e anche rispetto all'intesa che c'è stata ieri, confidiamo che Stefani, avendo anche un'esperienza da parlamentare, possa davvero portare a un obiettivo importante, un obiettivo di conclusione di questi 17 anni. Stefani, che dovrebbe essere il mio antagonista, perché siamo tutti candidati, certo. Invece è un mio amico e lo apprezzo per quello che Ellen fa prodige, come è stato definito. Oggi però lo interrompo, nessun problema, torneremo a parlare tra poco. Quello che mi premeva far vedere, dopo anche il servizio che abbiamo visto sull'autonomia, è il risultato del sondaggio di Ring di ieri sera. La nostra trasmissione, il talk politico, ieri sera era condotto da Cristina Arboit, e questo è il sondaggio che proponeva se i veneti credono ancora all'autonomia oppure no. Il risultato è schiacciante, un 86,9%, un 87% ancora ci crede nonostante tutti questi anni di attesa. Allora, qual è il tema? Il tema è, ieri si è firmata questa intesa. Da un lato ci sono i veneti che, da un lato, come per chi ha risposto ovviamente a questo sondaggio, ancora ci crede, c'è chi invece è disilluso e dice c'è troppa burocrazia, c'è troppa politica, le cose che si possono fare in realtà si possono già fare. Quindi abbiamo la sua opinione, che secondo lei ieri è stato un passo importante, signorato, mentre Bui, secondo lei, invece è l'ennesimo bluff. Come si coniuga questo con il volere dei cittadini? Ma l'86% riflette il risultato del referendum, certo, a cui tutti siamo andati a votare per chiedere maggiore autonomia che oggi non ha fatto un passo concreto, quindi un passaggio parlamentare concreto che abbia portato un minimo di autonomia nel Veneto. È per questo che poi nascono movimenti come il mio, i Popolari per il Veneto, per dire dobbiamo oggi riportare la palla al centro, ma qui nel Veneto, per riparlare dei temi veneti e andarli a rivendicare a Roma, quasi un movimento di sindacato dei problemi veneti verso le sedi centrali, verso il Parlamento, quello che fa sostanzialmente la Volkspartei in Trentino Alto Adige, che non si dicono paroni a casa nostra, ma protagonisti a casa nostra, quindi protagonisti nello scacchiere nazionale. Ma oggi si vota nel Veneto, ci dicono finalmente cosa faranno per il Veneto, piuttosto che le gran parate di leader nazionali che non servono assolutamente a nulla. La sua visione è partire, tra virgolette, dal piccolo e arrivare alla politica, cioè partire dal Veneto e arrivare a Roma con le leggi che servono e tutto ciò che i cittadini veneti chiedono. Sì, ma noi chiediamo uno Stato che rispetti le comunità locali e che non imponga ma collabori. Ecco, in questo senso secondo me dobbiamo andare. Cioè le risorse devono rimanere nei territori, perché sono i singoli amministratori poi che conoscono i territori, le esigenze del territorio, e queste risorse poi devono essere reinvestite in sanità, in infrastrutture, in scuole, in innovazione, in cultura. In cultura un altro tema
di cui credo in questa campagna elettorale sia parlato poco. Ben poco. Se siete d'accordo vi faccio vedere invece un servizio realizzato dalla nostra Valentina Visentin, che era a Padova proprio ieri sera a questa grande festa, possiamo chiamarla, questo grande endorsement. Sostanzialmente ad Alberto Stefani era presente anche la Premier Meloni. Sventolano oltre 3.000 bandiere di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia al Palageux di Padova sulle note di Man in the Mirror di Michael Jackson, mentre Giorgia Meloni si scatta un selfie con il candidato presidente Alberto Stefani. La colonna sonora e la fotografia della chiusura di campagna elettorale di quello che vuole essere un centrodestra che punta non a vincere ma a stravincere, come hanno sottolineato tutti i leader di partito che hanno sfilato sul palco. Oltre ai gusti musicali che io e Alberto condividiamo, c'è un'altra cosa che mi rende orgogliosa di lui. Alberto non ha paura di dire chi è, non ha paura di raccontare la sua fede, i suoi ideali, i suoi valori. Oggi mette tutto questo a disposizione vostra, a disposizione del Veneto, per continuare a governare bene questa regione. Lo farà ovviamente con a fianco una squadra forte. Sono certa che lo farà con una numerosa e qualificata pattuglia di consiglieri di Fratelli d'Italia, con una qualificata pattuglia di assessori di Fratelli d'Italia, forti delle nostre idee, forti della fiducia dei nostri cittadini. Candidato leghista ma con una squadra forte di Fratelli d'Italia, l'auspicio della Premier, che ha ricordato come lei e Alberto Stefani abbiano iniziato a fare politica a 15 anni. Filo conduttore della serata il ricordo del buon governo di Zaia, ringraziato da Matteo Salvini, ma lo sguardo verso il futuro della regione. L'obiettivo rimane 0 clandestini, 0 campi rom, 0 meschee abusive, fuori tutti, o per meglio dire fora tutti o fora dai bai, come si dice a Oxford. L'attacco al centro-sinistra più che Elly Schlein, che questa sera a Mestre chiuderà la campagna elettorale dello sfidante Giovanni Manildo, è rivolto a Maurizio Landini e alla CGIL. Essere contro il governo non significa che non bisogna aumentare lo stipendio ai medici e agli infermieri del pronto soccorso. Uno può criticare il governo, è legittimo, per carità, ma il sindacato deve difendere i lavoratori, non fare la quinta colonna dell'opposizione. Insieme ai vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano anche Maurizio Lupi per Noi Moderati e Antonio De Poli per l'UDC. Stefani, emozionato ma determinato, promette un governo della regione senza polemiche ma di fatti concreti. Che è necessario illustrare a più veneti possibile il nostro programma, a dare il massimo e a fare il massimo. Poi quello che conta sarà governare. Ai veneti interessano poco queste dinamiche, interessa che ci sia un'amministrazione regionale forte, soprattutto che sia in grado di collaborare e che dia risposte ai cittadini. Abbiamo delle grandi sfide davanti. Unico assente annunciato in platea il vice segretario leghista Roberto Vannacci, che ha preferito un evento in contemporanea a Verona insieme a Stefano Aldegamberi, che però ha cercato lo stesso di entrare al Palageux ormai troppo pieno. Non mi facevo entrare per un altro motivo, perché era troppo pieno dentro, e questo è un buon segno. Io ero un po' ritardatario, a dire la verità. Guardi, di 36 minuti di discorso, ben detto, ha rivendicato di Giorgia Meloni, c'è un passaggio che sono le ultime 15 parole, quando dice Stefani sarà accompagnato da un nutrito numero di consiglieri e assessori regionali di Fratelli d'Italia. La sfida vera oggi sono le percentuali tra la Lega e Fratelli d'Italia. La vera battaglia è imbrigliare Stefani dentro un progetto di Fratelli d'Italia. Ed è su questo che oggi spaventa molto chi non si ritrova in questa politica, che guarda più al consenso dei partiti piuttosto che alle strategie di risoluzione dei problemi. Cos'è che a me amareggia del sistema ed è il motivo, ripeto, della nascita dei popolari del Veneto? È che la politica oggi guarda solo al consenso dei partiti.
E lo vediamo dai finali di ogni discorso dei leader di ieri, e dove rivendicano il primato del proprio partito. Ma in campagna elettorale è sempre stato un po' così, nel senso che mi sembrano logiche. Ma sono logiche giuste, ascolta, sono logiche giuste, ma nel momento in cui in 36 minuti di discorso non hai detto una parola di Veneto. Però ha parlato Stefani e ha parlato anche. A me piace molto. Ho capito, ma se poi per esempio l'autonomia va tradotta a livello nazionale, certo. Dimmi se Giorgia Meloni ha la stessa idea di Stato e di autonomia che ha Luca Zaia, perché sull'autonomia detta da Luca Zaia i veneti si sono già espressi. Luca Zaia molto... però in questi anni non ha fatto un passo in avanti per i blocchi che ci sono stati. Allora Luca Zaia qualche settimana fa, lo step di ieri è stato un passaggio importante secondo me, e credo che sia un passo fondamentale per arrivare tutti quanti e anche noi sappiamo che è un passaggio solo elettorale per arrivare dopodomani a dire ai cittadini abbiamo fatto un altro passaggio, ma non ha nessun passaggio concreto. Ha un valore giuridico, per cui non è che sia solo una chiacchierata in osteria. Ha solo un valore elettoralistico, perché poi non porterà a nulla. Il valore giuridico si scontrerà poi quando si andrà in Parlamento con tre partiti. Confidiamo nei nostri amministratori e nei bravi amministratori che il nostro elettorato sceglierà. Ecco che si colloca proprio in questa area anche la presenza dell'UDC, una presenza nuova per la Regione del Veneto, perché è da circa 10 anni che non eravamo presenti. E quindi dobbiamo confidare e tornare al Veneto. E tornare al Veneto che fa, al Veneto che produce, al Veneto che lavora, al Veneto del fare e non solo del dire. Ecco, questo è il DNA del Veneto. Come UDC Simeonato sostenete la candidatura di Stefani, quali sono le aspettative? Allora, le aspettative sicuramente nostre sono di ritrovare un centro, di rifondare un centro, di fare in modo che davvero l'UDC diventi il partito di equilibrio, mi verrebbe da dire, tra tutta la compagine. Prima Bui parlava appunto di lotte interne tra Lega e Fratelli d'Italia. Ecco, noi vogliamo essere una forza nuova, una forza che risponde, una forza che si colloca in mezzo a queste situazioni così anche politiche, ma con un messaggio chiaro, rispondere ai veneti, rispondere ai problemi dei veneti. E credo che da quanto così mi è apparso da alcuni incontri che ho avuto con Stefani sia la persona giusta. Fin da subito ha detto no all'odio e non alle chiacchiere, non al livore. Cerchiamo di costruire qualcosa, di essere costruttivi e di essere propositivi per il nostro Veneto. Ascolti, questo per quanto riguarda l'UDC, siete comunque una parte moderata, come in realtà lo siete voi di Popolari per il Veneto. E questa moderazione in che cosa consiste? Abbiamo visto un centrodestra completamente spaccato, va con una grandissima coalizione a sostenere Stefani, come così la sinistra va con una grande coalizione a sostenere Manildo, però all'interno ci sono spacchettamenti tra addirittura la stessa Lega, addirittura tra gli stessi Fratelli d'Italia, addirittura, come diceva lei, Bui, una idea di autonomia diversa in Veneto rispetto che a Roma. Che cosa porta Popolari per il Veneto invece? Popolari per il Veneto ha fatto una scelta non del posto sicuro, ma in una coalizione dove si bastava l'1,5% per fare un assessore, ma ha sposato l'idea di un progetto. Il progetto che si svilupperà se avremo riscontro nella presenza in Consiglio regionale. Dobbiamo raggiungere il 3% e comunque andrà avanti. È uno step questa idea delle elezioni, lo step che ognuno di noi poi si deve misurare nella politica con le elezioni, quindi con i numeri. Noi andremo avanti e se c'è, e siamo un partito di centro,
lontano dal sistema dei partiti, o meglio dal sistema del consenso unico al partito, ma un progetto che guardi ai cittadini, che guardi ai Veneto. Questa è la idea nuova che vogliono portare i popolari del Veneto con questa mia candidatura, di rimanere collegati a questo territorio, lontano dai partiti, vicini ai veneti. Cosa avete raccolto proprio dagli stessi cittadini in questi mesi di campagna elettorale? Disillusione verso la politica, che poi si riverbererà purtroppo nel scarsa affluenza al voto. La gente non crede più alla politica, non crede più al sistema dei partiti, e l'invito oggi che dobbiamo fare veramente tutti è quello di andare a votare, esercitare questo diritto e anche dovere di votare per tentare di cambiare questa disaffezione. Ognuno si deve sentire protagonista del cambiamento. Poi se decidono di votare per uno o per l'altro partito, decidono quale sia il partito, però decidono sulle persone che li rappresentano e che li rappresentano concretamente al di là della targa che hanno. C'è uno scollamento tra politica e territorio. I politici spesso non rispondono più alle aspettative del territorio, tanto spesso non conoscono neanche i loro consiglieri, i loro candidati. Spesso si lascia molto spesso all'improvvisazione. Ecco un invito anche ad informarsi in questi ultimi giorni di campagna e da parte nostra davvero a correre per raccontare, per portare davvero il nostro programma elettorale dappertutto nei nostri territori. Grazie allora a Fabio Vui, candidato presidente Popolari per il Veneto, grazie Andrea Simeonato. Peccato che non abbiamo parlato di cultura, ma spero di essere invitato altre volte per parlare di turismo e cultura, che è la nostra prima risorsa per il Veneto. Il turismo e la cultura devono andare a braccetto e mi auguro che il prossimo governatore davvero metta un assessorato alla cultura e al turismo unitario. E chissà che sia così. Grazie ancora Andrea Simeonato, candidato per l'UDC, grazie mille. Fabio Vui, candidato presidente Popolari per il Veneto, grazie a entrambi. Noi andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con le notizie tra poco. Tornati in diretta con la nostra prima edizione, gli ultimi 10 minuti per raccontarvi, grazie alla nostra Daniela Sizia, quanto hanno scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso: 148 spade e pugnali, armi bianche prodotte illegalmente. Operazione della Guardia di Finanza che ha portato al ritrovamento e al sequestro di 148 armi bianche tra spade e coltelli. Si tratta di riproduzioni di armi storiche. Io sono con il comandante, il tenente colonnello Fabio Leo, comandante del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Da cosa è partita questa operazione? C'è stata un'attività di accertamento svolta online dai finanzieri della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Treviso, che ha permesso di individuare la pubblicizzazione appunto sui social media di un'attività di produzione di armi bianche in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ecco, voi siete risaliti ad un vero e proprio laboratorio dove si trovava? Sì, infatti è stata notiziata l'autorità giudiziaria, la Procura della Repubblica di Treviso, che ha disposto con un decreto di perquisizione locale l'accesso presso il domicilio di questi due soggetti di nazionalità italiana che si trova nella zona vittoriese del Vittoriese, e proprio nel corso delle operazioni è stato possibile rinvenire una vera e propria fucina, un laboratorio completo anche di fornace, incudini, martelli e altro materiale specifico attraverso il quale venivano prodotte queste repliche di armi bianche, principalmente riconducibili al XVII secolo, riproduzioni di armi del XVII secolo. Armi che venivano pubblicizzate e poi ovviamente vendute online.
Sì, appunto online i due soggetti di nazionalità italiana pubblicizzavano la produzione di queste armi e ovviamente per la successiva rivendita. Operazione che continua, ci saranno ulteriori accertamenti? Ma in questo momento stiamo anche accertando quale potrebbe essere il volume d'affari che è stato sviluppato dai due soggetti, ovviamente un volume d'affari illecito, proprio perché i due soggetti sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per l'articolo 695 del Codice Penale, fabbricazione o commercio di armi. Grazie davvero, grazie comandante. La linea allo studio. Grazie Daniela, ecco che invece cambiamo decisamente argomento e andiamo a Bassano perché è ormai tutto pronto per i mercatini di Natale, per noi la nostra Monica Smiderle. Bassano si prepara a vivere il Natale 2025, sono in corso i lavori di allestimento del tradizionale mercatino di Natale con tutte le casette in legno che sono posizionate sia qui in Piazza Libertà ma anche in Piazza Garibaldi. Poi è in corso anche il lavoro di allestimento, di addobbo del grande abete che è arrivato in piazza qualche giorno fa, donato dal comune di Enego. Insomma ci siamo. Sabato è in programma l'accensione dell'albero, sabato pomeriggio con noi l'assessore Giada Pontarollo, assessore alla cultura del comune di Bassano. Dunque assessore, anche quest'anno si prepara la città a vivere davvero un grande Natale. È quasi tutto pronto per la grande inaugurazione di sabato pomeriggio, inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza con l'albero che abbiamo alle nostre spalle, donato per l'appunto dal comune di Enego di quasi 18 metri. Tante le novità, tanto è ricco il programma di quest'anno, soprattutto per il villaggio di Natale. Villaggio di Natale che è stato realizzato al Castello degli Ezzelini, in cui dal prossimo sabato, dal 29 di novembre, ad attendere i più piccoli alla consegna delle loro letterine avremo Babbo Natale con l'aiuto dei suoi elfi. Ci saranno nelle sale appena ristrutturate del castello diversi laboratori e letture a tema per i più piccoli. Insomma, assessore, un grande villaggio di Natale all'interno del Castello degli Ezzelini e poi, diciamolo, quest'anno c'è una grande novità perché anche Bassano avrà la sua pista di pattinaggio su ghiaccio proprio al castello. Esatto, con un po' che difficoltà tra pendenza, ciottolato, ma siamo riusciti ad inserire all'interno del villaggio di Natale, quindi sempre all'interno del castello, una bellissima pista di pattinaggio che potrà davvero tenere compagnia alle famiglie con i bambini più piccoli durante i pomeriggi in cui verranno a trovarci nella nostra città. Va detto anche che Bassano non dimentica la tradizione e in particolare la tradizione dei presepi. Ci sarà una mostra molto interessante qui nella chiesa di San Giovanni in Piazza Libertà. Mostra come di consueto a cura di Pro Bassano, la nostra Pro Loco, aprirà i battenti i primi giorni di dicembre e potrà essere visitabile tutti i weekend fino a metà gennaio. Ma la magia del Natale non si ferma perché anche Piazzotto Montevecchio, che è il cuore storico della città di Bassano del Grappa, diventerà un piazzotto magico, un piazzotto dei balocchi grazie a un gruppo di esercenti, di commercianti di Bassano che insomma hanno deciso di animare in modo particolare questo Natale. Sì, questo fa piacere, no? Le grandi collaborazioni, quindi sempre collaborazione tra il pubblico ed il privato, quindi questi esercenti ci hanno chiesto un piccolo aiuto per realizzare appunto un angolo bimbi, un angolo di intrattenimento per le famiglie adiacenti ai loro locali e quindi noi non abbiamo potuto che accogliere positivamente la loro richiesta e li abbiamo aiutati per gli allestimenti e per la programmazione e la comunicazione di quanto andranno a fare da qui ai prossimi weekend. Se così a Bassano adesso andiamo a Treviso, un fitto programma infatti per il Natale in città.
Buon Natale! Natale si avvicina a Treviso, il centro storico e i quartieri saranno illuminati da installazioni suggestive, tra cui le ormai iconiche luminarie sull'acqua e la via luminosa in zona stazione, ma non solo, le iniziative per grandi e piccini saranno numerose. 139 eventi disseminati per la città. Le novità quali sono? Sicuramente l'inserimento di un concerto, un coro della ULS 2 e poi l'inserimento delle attività di nusica.org per quanto riguarda l'animazione anche quest'anno dei Giardini Sant'Andrea. Ma poi le novità sono un po' diffuse, penso al concerto di Musicantus nella chiesa di San Nicolò con Fabio Sartori, ma direi veramente ci sono delle iniziative molto interessanti per tutte le età, gli incontri in Brat per i bambini, gli incontri con le famiglie a cura degli alcuni e le visite guidate ai musei. Quest'anno il Comune di Treviso ha deciso inoltre di assumersi interamente i costi delle luminarie natalizie, risparmiando così i negozianti da una spesa storica che fino allo scorso anno gravava in gran parte su di loro. Non solo luminarie, come ulteriore aiuto il Comune ha anche deciso di offrire la sosta gratuita in tutti i parcheggi di Treviso nei pomeriggi di giovedì 11 e 18 dicembre dalle 15:30 alle 18:30 per incentivare lo shopping natalizio. Un terzo pomeriggio di parcheggi gratuiti sarà aggiunto a gennaio durante il primo giovedì dei saldi, un gesto pensato per favorire gli acquisti nei negozi di Treviso, contrastando la concorrenza delle grandi piattaforme online. Anche i quartieri della città saranno coinvolti nelle festività. Noi abbiamo pensato ai quartieri con 18 alberi nelle 18 parrocchie di quartieri di Treviso, è un gesto di grande comunità, ma si accendono le luci e c'è anche un invito a venire a Treviso. Con questa iniziativa il Natale a Treviso si preannuncia come un'occasione per riscoprire il commercio locale e l'atmosfera unica delle botteghe storiche, sostenute da una collaborazione concreta tra amministrazione e attività economiche. Un segno tangibile di come anche in tempi difficili Treviso sappia investire nel commercio di vicinato. E si chiude con queste notizie la nostra prima edizione, tra poco l'approfondimento dedicato ai temi della CGIL. Oggi parliamo di malattie e infortuni sul lavoro, quindi vi lascio all'approfondimento. Grazie per averci seguito. Il meteo come sempre dopo la sigla. A tutti una buona giornata, arrivederci.